Grazie, 12:31, perfetto, grazie, iniziamo subito. Oggi abbiamo come ospite il dottor Rigoli, ma poi vi parlo della comunicazione che darà il dottor Rigoli. E passerei subito al bollettino, così economizziamo nei tempi. Totale tamponi 871.027, sono quasi 12.000 più di ieri, sono 11.980. Isolamento, persone in isolamento sono 896, meno 19 rispetto a ieri. Numero di positivi 19.238, più 3. Qui è Verona, giusto? Ricoverati sono 224, e qui il dato è bello perché sono solo 27 i coronavirus. Terapie intensive 12, più 1. E un positivo solo. Dei 12 un positivo. Totale morti, abbiamo passato la soglia dei 2000, 2002. Sono 4 in più rispetto al bollettino di ieri che vi ho dato ieri. Morti in ospedale sono 1423. I dimessi sono 3.540, 13 dimessi da ieri. I nati sono 98. 2-3, voi sapete che il sabato o domenica siamo pieni di bimbi che portano disegni, vabbè, insomma, ci tenevo a salutarne alcuni, però intanto facciamo gli auguri alla signora Norina Agostinetto che fa 100 anni. È in gamba e ci ha chiesto degli auguri e quindi prego, e quindi gli auguri alla signora. Volevo dirvi che rispetto alle ordinanze noi siamo pronti lunedì per quella dei trasporti, e se il comitato tecnico scientifico ci dà l'ok facciamo trasporti e anche case di riposo e gli altri centri lunedì. È già in lavorazione, cioè noi l'abbiamo già scritta. È in lavorazione il comitato tecnico scientifico per il parere. Ballo di coppia, è risolto il problema, nel senso che dite a tutti quelli che vi stanno scrivendo nelle redazioni e nei messaggi che il ballo di coppia, quindi i latinoamericani, il liscio, tutte queste robe, si è risolto con una FAQ, quindi abbiamo fatto un parere già ieri mi sono dimenticato di dirlo, quindi i balli di coppia sono possibili. Ovviamente tra congiunti, dopo sarà a dimostrare la storia del congiunto. Vabbè, tra congiunti, non so che prova chiederanno sulla congiunzione, ma ci sarà comunque, tra congiunti è possibile. E quindi non conviventi ma congiunti. È come la storia, vi ricordate quando si è aperto per le visite, si diceva dai congiunti, e poi i congiunti, in quell'interpretazione erano anche gli amici stretti. Quindi possono ballare tutti. Vabbè, se aveva scritto così, non cambia. Detto questo, altre informazioni, perdonatemi se vado in maniera veloce. C'è Matilde di 12 anni di Oderzo che aveva risparmiato i soldi per il tablet e ce li ha donati, quindi la ringraziamo, li ha donati a coronavirus. Poi Christian di 10 anni ci ha mandato questo. Abbiamo Beatrice di 10 anni di San Donà, ci ha mandato questo. Sono tutti i disegni che ci mandano i bimbi. Leonardo, 13 anni di San Donà di Piave. Poi c'è un bimbo di 3 anni, la mamma ci manda questi, 2 disegni che ha fatto. Si chiama Vittoria di Alma Maran, 3 anni. Di Cavazzale, ecco, anche questi andranno esposti, 3 anni. E comunque, fra l'altro, c'è anche da dire che stiamo facendo un comitato scientifico con degli psichiatri esperti in età evolutiva, insomma, che danno anche un'interpretazione per un percorso logico di questi. E fra l'altro ci hanno evidenziato, si sono fatti vivi loro, ci hanno evidenziato che l'unica realtà che si è occupata dei bimbi nel periodo del coronavirus sarà perché magari l'abbiamo fatto perché c'è stata questa contestualità, siamo stati noi.
perché se ci pensate, noi e voi siamo gli unici che hanno valorizzato l'inquietudine purtroppo e tranquillizzato i bimbi presi da questa inquietudine. E poi c'è un altro bimbo che ci ha mandato, Marco di 3 anni, ha fatto Zaia e Pulcini. Però insomma. E infine altri bimbi che sono venuti stamattina. Angelica Lanza ci ha dato questo, 8 anni di Mestre, il fratellino Manuel Lanza, 13 anni di Mestre, ha portato questo, e poi un bimbo che è venuto qui questa mattina, Jacopo, è un cuscino questo, è una federa, chi è che me lo tiene un attimo per favore? Jacopo Lecci, e mi ha consegnato questo bimbo e mi ha detto: nota che il libro è chiuso, mi ha detto. È il leone con il libro chiuso, quindi il libro chiuso, leone in tempo di guerra, perché è a guerra contro il coronavirus. Quindi abbiamo un popolo di bimbi che sono veramente eccezionali, quindi li ringraziamo tutti. Per le donazioni voglio ricordarvi, ed ho chiuso, che insomma, si sta incrementando ancora, non siamo ancora arrivati alla soglia fatidica dei 58 milioni, ma ci manca poco, quindi faccio ancora il mio appello a chi volesse ancora versare. Siamo comunque arrivati a 39.093 versatori, perché hanno già versato. E poi saluto e ringrazio e lo faccio volentieri. C'è un pacco alimentare che si può comprare, Festa Dea Paia 2020 di Saletto di Vigo d'Arzere. Il ricavato va, salutiamo l'assessore che è qui, il ricavato va alla Città della Speranza, e quindi ci tenevo, e quindi grazie per questa iniziativa. Elisa Cavinato, l'assessore che è qui. Dottor Rigoli è qui oggi perché ci abbiamo lavorato, anzi lui ci ha lavorato, poi ci siamo sentiti molte volte. È un lavoro che non è una banalità. Oggi vi dirà delle cose che non si sanno e non sono neanche scritte da nessuna parte. Però il dottor Rigoli è primario di microbiologia a Treviso, è presidente nazionale, vicepresidente nazionale dei microbiologi ed è coordinatore, nel senso per la sanità del Veneto gli abbiamo dato il ruolo di coordinare le 14 microbiologie che fanno le analisi dei tamponi, cioè in laboratorio si cerca il virus, loro fanno un sacco di analisi, ma se parliamo di coronavirus loro sono quelli che lo cercano. Vi dico una cosa che ho cercato di capire anch'io, cerco di banalizzarla ma rende l'idea, e mi permetto di farlo perché poi loro sono ipertecnici e quindi avrà agevolato molto tutta la spiegazione. La persona si fa il tampone deve essere processato, può essere positivo o negativo. Cos'è che si fa in laboratorio? Si esalta il virus per capire se c'è. Ogni fase di esaltazione, guardate, ve lo dico in maniera semplice per capirci, è praticamente un ciclo di esaltazione, quindi come lo chiamate voi? Di amplificazione. Se il virus fosse uno squalo, così lo capiamo tutti, perché il nostro nemico in quel momento è lo squalo, vi uso perché nell'immaginario collettivo lo squalo è il pesce, noi sappiamo che la rete per prendere lo squalo ha quella misura di maglia. Ma se tiriamo sulla rete e non c'è, amplifichiamo la ricerca con un altro ciclo e riduciamo la maglia. E quindi siamo al secondo ciclo. Ma se ancora non troviamo lo squalo, passiamo ancora a un'altra amplificazione in laboratorio e riduciamo la maglia della rete. Allora, la norma dice che sotto le 27 riduzioni di maglia non ha più senso parlare, giusto? Sì, sopra, scusatemi, oltre le 27 riduzioni, immaginate che sia quasi un crivello, no? Cioè un vaglio, sopra le 27 possibilità che abbiamo di ridurre la maglia,
si può andare all'infinito. Sappiamo che non ci sarà più lo squalo dentro, ma ci sono dei pesciolini che sì sono dei pesci, ma non sono più pericolosi, si può fare la balneazione, quindi le acque sono balneabili. Perché vi dico questo? Perché allora abbiamo fatto una considerazione: quanti dei tamponi positivi del 1° giugno portati nei laboratori del Veneto hanno oltre le 27 amplificazioni? Cioè, o meglio, hanno una maglia della rete talmente piccola che non c'entra più niente con lo squalo, perché lo squalo lo avremmo già catturato nelle maglie prima, no? Ma se è così vuol dire che non è più uno squalo, e se non è più uno squalo vi dirà lui perché. Se vuoi capire più o meno. Quindi è una questione di passaggi, ogni maglia di rete è un'amplificazione, come la chiamano loro. Questo per dire, i positivi di oggi, dal 1° di giugno abbiamo fatto? Sì. Dal 1° di giugno sono gli stessi positivi che avevamo a marzo e aprile. Il dottor Rigoli vi dirà cosa è accaduto. Guardate, questa è una scoperta che non è irrilevante da un punto di vista epidemiologico. Grazie. Ah, vabbè, ma io penso che sia più importante sentire il dottor Rigoli. Vai. Stai vicino al microfono. Eccoci qua. Buongiorno Presidente, assessori. Ha spiegato bene il Presidente. Intanto mi scuso per la comunicazione, perché questi dati che vi presento oggi comunque non li abbiamo ancora presentati, ma ieri ho ricevuto una telefonata, quindi io faccio il cacciamicrobi, non sono esperto di comunicazione e qualche anticipazione l'ho fatta. Però i numeri li diamo oggi sui quali riflettere. Mi preme assolutamente dire che questa prima parte di dati che vi presentiamo sono dati preliminari. A questi dati hanno partecipato la dottoressa Giuliana Locascio di Verona, il dottor Mario Rassu di Vicenza, il dottor Claudio Scarparo di Mestre Venezia e Treviso con il sottoscritto. Allora, effettivamente cosa facciamo noi? Come ha detto il Presidente, noi per andare a cercare anche pochi virus amplifichiamo, facciamo questa cosa che amplifichiamo e ogni volta che amplifichiamo raddoppiamo l'ipotetica presenza del virus. Per spiegare alla signora Maria Tina, diciamo così oggi, se c'è un ago in un pagliaio, per cercarlo diventiamo matti, ma se abbiamo una tecnica che mi amplifica quell'ago nel pagliaio, dopo 20-30 amplificazioni avrò migliaia e migliaia di aghi e quindi basta mettere la mano, mi pungo e so che c'è l'ago e quindi il virus, e questo è quello che facciamo. Praticamente questa reazione si chiama PCR in real time e in gergo, cioè noi trascriviamo l'RNA in DNA e poi iniziamo questo giochetto che apriamo il DNA, ne costruiamo una catena da una parte e dall'altra, da 2 a 4, 4 a 8 e così via. Questa reazione viene fatta da dei sistemi che sono collegati con dei fluorofori, e quando la reazione avviene c'è il virus, il fluoroforo dà fluorescenza. Sempre per semplificare le cose, tanta luce e tanto presto vuol dire tanto virus. Poca luce che viene fuori tardi vuol dire poco virus. Buio, non c'è il virus. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso... Questa è una riflessione che avevamo fatto anche all'ultimo appuntamento che abbiamo avuto qua, quando parlavamo del pooling e quando il Presidente ha chiesto di spiegare il pezzettino di virus cosa voleva dire. E da lì noi poi abbiamo pensato di andare a analizzare veramente i risultati, perché vedete, nella microbiologia qualche volta bisogna fermarsi e bisogna considerare il dato che diamo, se è utile o non è utile, o se è fuorviante. Abbiamo a che fare con elementi vivi, quindi questa operazione va fatta sempre, anzi di più nel contesto di questo virus di cui conosciamo pochissimo.
Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso circa 60.000 tamponi dal 1° giugno delle 4 hub che vi ho detto. Peraltro questa è un'anticipazione, perché poi a questo lavoro parteciperanno tutti gli altri centri, tutte le 14 microbiologie del Veneto, ci stanno già lavorando Fabio Manoni, Antonio Antico, tutta una serie di persone che non vi sto a nominare, ma stanno già raccogliendo i dati e stanno analizzando questa cosa. Allora, vi ho detto, quindi noi amplifichiamo. Se la positività mi viene presto con poche amplificazioni, vuol dire che ho tanto virus e che forse si sta amplificando. E l'altra questione è che spesso troviamo 2 o 3 target, 2 o 3 pezzi del virus, e quando siamo di fronte a una situazione di un paziente malato che infetta, in genere troviamo tutti e 3 i target. Si pone il problema quando invece troviamo solo un pezzetto e lo troviamo tardi. Allora abbiamo preso questi 60.000 tamponi e di questi 60.000 abbiamo già un dato buono, nel senso che abbiamo visto che abbiamo avuto 210 positivi. Tenete conto che su questi 210 positivi, di questi 60.000 tamponi, abbiamo anche in mezzo i ripositivizzati, di cui poi magari facciamo qualche riflessione. Comunque di questi 210 positivi noi ne abbiamo 199 a ciclo alto, quindi che diventano positivi tardi e quindi che forse non sono infettanti, anzi quasi certamente, e solo 11 che sono positivi a ciclo basso, cioè dopo pochi cicli. Tenete conto che quando avevamo nel periodo dell'epidemia, quando avevamo pazienti gravi, noi avevamo il ciclo intorno a 12-14 cicli, erano già positivi. Noi qui stiamo parlando di 35 cicli, 36 cicli, 28 cicli. Questi 11 positivi, che li abbiamo presi al di sotto di 30-27 cicli, questi qui ci sono 7 sintomatici e 4 asintomatici. Intanto i 4 asintomatici, questi qui, hanno il ciclo che è al limite, ancora un po' e l'avremmo dati negativi. E i 7 sintomatici, solo 3 hanno un CT, un ciclo che è paragonabile a quello che abbiamo visto. Quindi da questa considerazione banale che vi faccio è che dei 60.000 tamponi che noi abbiamo fatto, solamente 3 sintomatici sono preoccupanti dal punto di vista, tra virgolette, microbiologico. Se poi andiamo a vedere questi 7 sintomatici, sono tutti sintomatici leggeri. Quindi nessuno è andato a finire in pneumologia, nessuno è andato a finire in rianimazione. Quindi diciamo così che riassumendo, noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, sono pezzi di virus che non sono replicanti. Su questo fatto naturalmente mi confronto non solo con i microbiologi del Veneto, ma sono in costante contatto con la Capobianchi, l'ho sentita anche ieri, che sapete è la responsabile a Roma, è diventata anche cavaliere della Repubblica perché ha sequenziato il virus, dello Spallanzani, e abbiamo assolutamente condiviso questo approccio. Quindi il Veneto cosa farà come progetto? Continua in questa strada, per cui non solo monitorerà i positivi che vengono fuori, ma a questo punto verranno valutati di questi positivi quanti sono quelli con CT basso, quindi paragonabili a quelli diciamo infettanti di una volta, e quelli invece che hanno un CT alto e che potrebbero non essere infettanti. Ad avvalorare questa teoria
Vi ricordo che avevo detto che una delle prove da fare era quella di andare a prendere questi virus, seminarli su culture cellulari e vedere se il virus si replica. Ecco, io penso che posso anticipare un lavoro che ha fatto il professor Baldanti di Pavia, che ha seminato più di 200 casi su culture cellulari e ha avuto una positività che credo sia molto bassa, intorno a 3-4 solo positivi. Tenete conto che questa operazione non replica la reale infettività, perché la reale infettività probabilmente è negativa anche su quei 3 positivi. Quindi diciamo che questa è diciamo la notizia. Noi dobbiamo andare a vedere effettivamente se esistono dei positivi reali e quanti sono, perché se noi analizziamo i dati in questo senso, oggi vediamo le cose molto più in positivo, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Ecco, Presidente, io lascerei... Il virus quando entra nella cellula? Sì, allora questa è la spiegazione, perché noi abbiamo imparato anche un'altra cosa, che abbiamo cercato di capire perché noi abbiamo dei pazienti che erano positivi, soprattutto gli operatori che abbiamo seguito ogni 20 giorni, abbiamo fatto il tampone ogni 20 giorni, che erano positivi, che si sono infettati ancora intorno a marzo, ad aprile. Poi, lo sapete tutti, sono stati fatti dei tamponi che risultavano negativi e poi sono diventati positivi. Allora, il primo punto è questo, che la positività che abbiamo trovato in questi soggetti è una positività, adesso siete esperti tutti, alta, al ciclo molto alto, quindi c'è da chiedersi se effettivamente è una positività reale. Dopodiché abbiamo osservato un'altra cosa, che non erano espressi tutti e 3 i target che cercavano. Scusa, una positività, definiamola bassa perché ha molti cicli. Sì, bassa come carica e a cicli elevati, quindi tanti cicli per rilevarla. E poi abbiamo notato un'altra cosa, che non avevamo tutti i 3 pezzi che andavamo a cercare, ma ne avevamo prevalentemente uno. Quindi l'ipotesi, ritorniamo al fatto che poteva essere un pezzo di virus che non si replicava. Allora, come spiegare questa cosa? Allora, la spiegazione che inizia a venire fuori in letteratura è questa. Noi sappiamo perfettamente, perché l'abbiamo sperimentato, che facendo il tampone nasofaringeo è positivo, poi diventa negativo e molto spesso il batterio va nelle vie aeree inferiori, si moltiplica, invade le cellule bronchiali e lì si moltiplica. A un certo punto, quando il paziente guarisce, finisce la replicazione e con il rinnovamento delle cellule, la cellula poi per la sua natura di esfoliazione viene eliminata e va verso l'alto, e lì, se noi facciamo il tampone, troviamo questi pezzi di virus. Ora, perché troviamo i pezzi di virus? Un'altra cosa che adesso è noiosa, ma è bene capirla. Noi abbiamo i batteri che si dividono, sapete, da 1 a 2, da 2 a 4 e così via. Purtroppo con i virus la replicazione è molto diversa. Il virus entra nella cellula, vi ricordo che entra nella cellula, si spoglia del suo involucro, libera il suo codice genetico e ordina alla cellula di non produrre più per se stessa, ma produrre pezzi di virus che vengono prodotti e poi a un certo punto vengono assemblati come una fabbrica. Immaginate una fabbrica di automobili in cui vengono fatte le portiere, i tergicristalli, i cerchioni vengono prodotti, poi a un certo punto vengono assemblati e la macchina va fuori. Adesso immaginate una fabbrica che viene bloccata, che non produce più e che viene chiusa. Cosa rimangono? Rimangono dei pezzi appoggiati da qualche parte, delle portiere, qualche cerchione.
Ecco, noi quando facciamo la biologia molecolare purtroppo andiamo a amplificare anche questi pezzi qui e probabilmente diamo positivi. Ecco come nelle cellule che arrivano su, a un certo punto noi andiamo a amplificare dei pezzi, è finita la replicazione, il virus non viene più liberato, non è neanche vivo, ma noi andiamo a amplificare portiere, cerchioni, e questo è probabilmente il significato. Quindi dobbiamo stare molto attenti a dare le positività, dobbiamo riflettere. Tenete conto che tutto quello che vi sto dicendo lo stiamo imparando perché nei virus respiratori noi non abbiamo mai studiato le cose in questo modo. Se voi ci pensate nell'ambito dei virus respiratori, dell'influenza, quando mai abbiamo fatto tamponi ogni 20 giorni? Mai. Forse se ci mettiamo a farlo, e non lo faremo, troviamo le stesse problematiche e qualche positività. Questo... Io lascerei le domande. Ecco, allora ringraziamo il dottor Rigoli, ci ha dato anche qualche buona notizia e se ci sono domande cominciamo con Tosato. Buongiorno professore, ci faccia capire questo. I virus si stanno rarefacendo, cioè ce ne sono di meno, o i virus stanno perdendo la carica infettiva? E perché succede questo? E che cosa possiamo attenderci? Si sentono teorie di ogni tipo, valutazione, per carità, lei non è un indovino, ma insomma si sentono valutazioni, previsioni, analisi di ogni tipo, si parla di virus mutante, si teme che questo virus cambi forma, magari in vista dell'autunno. Lei cosa ne pensa? Guardi, una caratteristica delle persone che si sono sedute a questo posto e che sono venute, e tra l'altro gran parte della gente sono amici, come la dottoressa Cattelan, la professoressa Taconelli, la professoressa Dadalt che è venuta l'altro giorno, sono tutte persone molto pratiche, nel senso che raccontano i fatti. Ecco, io vorrei rimanere in questo stile. Allora, quello che accadrà in futuro non glielo so dire. Io le dico i fatti alle domande che mi ha detto. 1, il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati, perché anche, dunque ieri ne abbiamo trovato uno che praticamente aveva una sintomatologia molto lieve e che è tornato a casa, ma non abbiamo più, e quindi è sicuramente meno virulento, questo non possiamo negarlo. Sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti, che abbiamo attuato le misure di prevenzione. Su quello che accadrà non glielo so dire, io le posso dire solamente che ci sono 3 possibili cose che succedono. 1, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni, che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Non so dirle dei 3 quale sarà, però mi auguro molto che sia la terza ipotesi, anche perché questo virus ha una sequenza con la SARS molto, molto simile. Mi scusi, prima accennava agli ospedali hub che hanno collaborato a questa ricerca. Sì. Mi era sfuggita la sequenza. Vicenza? Beh, guardi, Vicenza, Verona, Mestre, Venezia, Treviso, ma stanno lavorando tutti, tutti, perché questa, tra l'altro, ecco, un'altra caratteristica che mi preme dire, è che è sempre un lavoro di squadra e viene condiviso con la Regione. La dottoressa Russo ha mandato una nota su questo già ai direttori generali e siamo partiti a farlo proprio come controllo. Ok, allora procediamo, si sono prenotati altri colleghi. Marco Bone. Sì. Faccio una premessa.
per la domanda, cioè non vorrei essere annoverato tra i complottisti e terrapianisti di cui parla spesso il Presidente, però diciamo così, tutto il racconto del coronavirus è stato legato molto al numero dei positivi ed è a quello che si è agganciato il terrore della gente, cioè questa crescita esponenziale delle positività. Però, come posso dire, questo dato è stato influenzato, mi pare, da due elementi. Il primo è il numero di tamponi, cioè è chiaro che se noi in un bacino di 100 persone all'interno di una regione facciamo 100 tamponi, le probabilità che troviamo X positivi è più alta che se non facciamo 20 tamponi nella stessa bacino di 100. Sì. E già questo all'inizio ha generato un caos perché alcune regioni lo facevano, altre non lo facevano e quindi anche giudicare l'epidemia, lo sviluppo dell'epidemia su questa base è stato un po' difficile per orientarsi. Adesso lei ci sta dicendo che nelle microbiologie in alcuni casi sono risultate delle positività per la pervicacia con cui voi siete andati a cercarla, cioè amplificavate anche pezzi piccolissimi per cui, mi chiedo io, magari una microbiologia particolarmente puntigliosa come la sua cercava 3 target, faceva 40 amplificazioni e quindi risultavano più positivi di altre microbiologie che magari cercavano un target solo o magari facevano meno amplificazioni. Arrivo al punto del ragionamento. Siccome sulla base del numero dei positivi poi la politica ha preso le sue decisioni, lockdown, chiusure prolungate, riaperture scadenziate, linee guida, mi chiedo se questa cosa qui non possa aver generato un po' di cortocircuito, magari non all'interno della stessa regione, ma nei rapporti con le altre regioni. Grazie. No, io la ringrazio per questa domanda perché chiarisco bene la posizione. Allora, tutte le microbiologie d'Italia, tutte, che fanno biologia molecolare, fanno lo stesso amplificazione. Quindi questo assolutamente. Quello che noi stiamo mettendo in discussione a livello internazionale è il fatto di dire attenzione, adesso iniziamo a conoscere degli eventi che potrebbero farci ragionare e dire che sopra quel ciclo possiamo darlo negativo. Guardi, le dico, tanto per chiarirle, che abbiamo avuto una call conference una settimana fa con i microbiologi, gran parte dei microbiologi d'Italia, coordinata da un gruppo di virologi, tra cui la Capobianchi. Abbiamo raccolto i dati e adesso avremo la seconda call fra una settimana, perché abbiamo chiesto anche che il Ministero prenda delle decisioni su questo punto. Sul fatto della questione dei tamponi e il numero di tamponi, io le ricordo, perché l'ho vissuta come vicepresidente nazionale, che il litigio in tutta Italia era quello di voler fare i tamponi, ma non erano organizzati per farlo. Questo è il punto. Le dico che io come coordinatore del Veneto, l'unica cosa su cui ho dovuto litigare è il fatto tra tutti di distribuire i reattivi in maniera diciamo equa, perché il tentativo di tutti era portare reattivi e fare tamponi per difendere la propria cittadinanza, e quindi io ritengo che questo sia una cosa positiva. Poi dico anche un'altra cosa, che guardate che i dati che noi abbiamo qua in Veneto sono molto succulenti per tutta la comunità scientifica mondiale, cioè stiamo raccogliendo dei dati che servono per ragionare, perché se non avessimo questi dati non potremmo ragionare. E tra l'altro una delle nostre, come dire, stile è sempre stato quello di dire le cose, no? Di metterle a disposizione di tutti. Certe volte questo ci ha anche un po' fregato, perché abbiamo dato delle indicazioni che poi ci hanno portato via Quindi per arrivare alla domanda che ci fanno sui social, dove è molto attivo questo dibattito. Quindi il virus è più debole oggi? Sì, assolutamente. Non era già debole all'epoca? Assolutamente, questo va chiarito, e la controprova è andiamo in rianimazione, andiamo in pneumologia, andiamo in malattie infettive, non c'è più nessuno. Ok, allora abbiamo molti colleghi che si sono prenotati. Prigioni. Buongiorno, alla luce della mobilità a bassa ed alta carica, si può dire che i positivi asintomatici non siano contagiosi o poco contagiosi? I positivi asintomatici al di sopra di un certo ciclo molto probabilmente non sono contagiosi, e
quello che vi presentiamo oggi serve poi per prendere le decisioni proprio su questo punto. Se poi aggiungiamo il fatto che quelli ad alta carica dimostriamo che c'è solo un pezzo di virus, a quel punto noi dobbiamo dare negativi e rivediamo, ma questa è una cosa che non può decidere la politica ovviamente lavora in base, probabilmente siamo noi che dobbiamo un attimo fermarci e ragionare e dire che cosa stiamo facendo di bene e di male, e qua oggi è una giornata serena perché questi dati ci fanno... È molto tranquillizzante. Certo, e dovremmo dare queste notizie ai decisori che naturalmente una volta consolidate queste notizie e questi ragionamenti potranno rivedere l'applicazione delle restrizioni. Grazie. C'è molto interesse, ci sono altri colleghi, Vanzan, Erle, Marchiori e Zennaro nell'ordine. Dottore, buongiorno. Il virus quindi è meno cattivo e quelli che lo prendono non finiscono più in rianimazione, in terapia intensiva, ma è come se avessero un'influenza un po' più pesante del solito. Alla luce di queste considerazioni possiamo smetterla quindi di avere il distanziamento sociale e le mascherine, secondo lei? Ma guardi, adesso lei mi fa una domanda che non so risponderle onestamente. Io raccolgo i dati, li do ai decisori, ma naturalmente questi sono dati preliminari, noi dobbiamo consolidarli su tutto il Veneto e quando avremo i dati consolidati si potrebbe andare verso questa decisione. Io le confermo che i nuovi non vanno più a finire in rianimazione. Vediamo l'ultimo gruppo, cioè l'ultimo problema che abbiamo avuto, che conoscete benissimo perché l'avete seguito alla Serenissima, alla caserma Serenissima, vedete com'è andata, cioè, lì i 2 positivi praticamente sono stati male un giorno, fine. Uno è già dimesso, l'altro verrà probabilmente dimesso domani, e fine della questione. Piero Erle. Grazie dottore. 2 cose. La prima, abbiamo imparato da voi che il virus vive in un organismo vivente. Allora la prima domanda che credo ci facciamo tutti è tutta questa attenzione meticolosa che abbiamo agli oggetti, cioè sanificazione delle sedie, delle penne, a questo punto dovrei pensare che se lei mi dice che l'organismo vivente infetta poco oggi, credo che l'oggetto non infetti più, però io lo chiedo. La seconda invece è un dubbio opposto, cioè le cronache ci raccontano di altri luoghi del mondo dove il virus probabilmente sta infettando in maniera molto forte. Allora c'è un problema però di protezione nostra nel momento in cui piano piano, per ovvie logiche anche economiche, apriamo l'arrivo di nuove persone che potrebbero avere un virus, non so, io uso un termine rozzo, diverso da quello che state misurando voi. Grazie. Sì, sono riflessioni giuste quelle che lei fa. Allora, intanto sì, ha perso potenza. Noi la stiamo studiando in vivo, quindi io non le posso dire sulle superfici, perché vanno fatti altri studi. Ricordiamoci sempre che questo virus ha molto a che fare con la SARS, perché ha l'80% della sequenza, quindi la storia delle superfici, della resistenza, eccetera, è più assimilabile a quello che ai virus respiratori. L'altra domanda che ha fatto... Ah sì, giustamente, sì. E questo è una possibilità, tanto che noi non abbassiamo la guardia. Cioè, noi addirittura abbiamo pianificato e come regione stiamo rafforzando le microbiologie. Le microbiologie devono fare la guardia del corpo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare da adesso in poi, perché abbiamo stabilizzato, abbiamo messo a posto, adesso se arriva qualcuno e parte con l'infezione bisogna che gli saltiamo addosso. Arrivo a dire che il nostro mestiere sarà quello che se uno ha una sintomatologia immediatamente ci deve essere la macchina accesa che dall'ULSS parte, va a casa della persona che è stata magari ricoverata, fa i tamponi a tutti, a quelli che lavorano e vengono isolati. Questo è il modo per il quale insomma dobbiamo lavorare. Questo sarà il nostro approccio, mantenere quello che abbiamo conquistato. Marchiori. Sì, dottore, buongiorno.
Allora, due domande. La prima, stiamo dicendo che il virus ha perso potenza, si è indebolito, insomma, quello che sentiamo dall'inizio della conferenza. Vi siete dati una risposta sul perché? Cioè, tutto quello che si è sentito anche in questi mesi, il fatto che sia meno freddo, che possa essere ad esempio il caldo, il sole, eccetera, cioè l'avete già una risposta o state cercando di capirlo mano a mano? No, la risposta non c'è, perché ogni volta che ci diamo una risposta c'è qualcosa che smentisce la risposta che ci sta venendo. Per esempio il calore. Sì, il calore può aver fatto la sua parte, ma allora qualcuno si domanda, ma perché in Brasile, in Arabia sta scoppiando? E quindi cancelliamo la questione del calore. Bisogna studiare. Evidentemente qualcosa è cambiato dal virus. Adesso io le faccio un'ipotesi come esempio, ma solo come esempio, non perché può essere un'ipotesi, perché non è stata dimostrata. Ma immaginate che il virus cambia proprio nello spike, nel sito d'attacco, e basta pochissimo che cambi lì, che non si attacca più al recettore polmonare e quindi non dà più infezione. Basta pochissimo per modificare quella parte. Noi dovremmo impegnarci per studiare questi virus, prendere quello che si sta facendo, quelli che abbiamo adesso, confrontarli con quelli di febbraio-marzo nella sequenza e vedere cos'è cambiato. Questo dobbiamo fare. Ma passi ignoranza in materia, potrebbe essere che questa è stata la famosa mutazione di cui si sentiva parlare, ad esempio? Sì, potrebbe essere. Perché vede... E quindi potrebbe mutare ancora fino a che non si scopre realmente cosa sta succedendo? Allora, in generale i virus mutano diventando buoni e non cattivi. Perché? Perché l'avete sentito 40.000 volte, il virus non è... cioè cerca di sopravvivere, quindi se diventa sempre più cattivo ammazza l'ospite e dopo ha finito anche lui. Quindi la natura fa queste cose. Dopodiché vi ricordo che questo è un virus a un filamento di RNA, quindi muta molto facilmente. I virus che hanno DNA hanno una doppia, cioè una catena, una doppia catena, avete idea, no? Come è fatta, è molto più solida. Questo qui invece è un filamento che porta pezzetti, ogni volta che entra da noi ne perde qualcosa, acquista qualcosa e quindi probabilmente muta. Questa è la storia di tutti i virus. Ecco, solo un'ultima domanda, poi lascio spazio ai colleghi. Volevo un chiarimento sulla questione delle cellule. Lei ha detto che a un certo punto risalgono e sono a pezzetti. Sì. In quel caso il paziente risulta ancora positivo? Cioè, non ho capito questo. Sì, allora le spiego bene questa cosa, perché Grazie. ci ha fatto diventare matti anche a noi, quindi gliela Vi spiego. consolo. No, pensi che frustrazione quando avevamo dei pazienti o dei colleghi, degli amici che si negativizzavano, quindi molto contenti, quindi soprattutto il microbiologo di dare questa risposta, poi il secondo tampone negativo, dopo nel controllo dei 20 giorni che facciamo lo troviamo positivo. Una frustrazione incredibile, no? E il paziente sta benissimo, non ha niente. Allora l'ipotesi che noi facciamo è questa, che c'è stata la replicazione, loro hanno avuto l'infezione, dopodiché c'è questo ciclo delle cellule delle vie respiratorie che viene eliminato perché è una storia naturale. Se per caso va su e quella cellula è una fabbrica che non produce più, ma torniamo al discorso che ha i cerchioni e le portiere e io faccio il tampone lì, mi viene fuori positivo e mi viene fuori positivo a ciclo molto alto e solo magari un pezzo. Ecco, all'inizio tutti quanti noi che non conoscevamo il virus davamo positivo e addirittura, se vi ricordate, c'era il discorso di dire ma questi si sono rinfettati, si ricade, e invece era una fregatura che noi microbiologi davamo. La clinica anche per noi è fondamentale. Quindi alla luce di quanto scoperto ora, in questi casi voi riuscite già ad escludere che sia nuovamente positivo e quindi anche portatore in questo caso? Sì, assolutamente. Sono pazienti, addirittura, guardi, le dico che proprio nella call conference con la Capobianchi sono pazienti che hanno un gene
molti di questi hanno il gene N e adesso stiamo decidendo di darli negativi, che è giusto così, insomma. Grazie. Allora sono ancora prenotati Zennaro e poi Moscati. Professore Viscuri, allora il collega ha parlato delle altre nazioni, ecco, anche in Italia ci sono situazioni molto diverse geograficamente, diciamo la Lombardia ha un'altra situazione rispetto al Veneto. È pensabile che anche da loro la situazione sia di questo tipo, cioè di quello che state analizzando voi, cioè che continui a circolare, continui a, tra virgolette, infettare, a questo punto non si può neanche più dire infettare in senso proprio, ma che tutto sommato ecco, la situazione sia in via di drastico miglioramento, come l'ha detto lei. Sì. Guardate, io vorrei ribadire un attimo il concetto che noi di cosa stiamo discutendo oggi. Noi stiamo discutendo che ci siamo accorti che in una parte forse diamo positivi e non sono positivi. Con questo io non escludo che ci siano i nuovi positivi, perché ieri ne abbiamo avuto un altro, ma sono tutti vero positivo, ACT diciamo così basso, quindi con carica abbastanza elevata, ma dal punto di vista della sintomatologia questo come è venuto è tornato a casa e non ha un'alta. In Lombardia questo sta accadendo più lentamente, questo stiamo osservando, però sta accadendo. Moscati e poi si è riprenotato Avanzato. Grazie professore, volevo chiedere una domanda di getto che mi era venuta all'inizio, ma l'RT, il famoso RT, come cambierebbe in virtù di queste nuove ricerche che sono state fatte? Sì, ha ragione, si abbassa, cioè nel senso che migliora il numero perché vengono calcolati meno positivi, certo. Sì, perché per adesso, soprattutto ieri, era stato dato addirittura un 1,2 mi pare di Lazio, non so dove c'era stato un focolaio, è una notizia di ieri, che ci ha lasciati un attimo un po' perplessi. Per cui se è vero questo vale anche ovviamente per il Lazio, giusto? E comunque quell'RT è da rivedere secondo i parametri che adesso, cioè secondo le ricerche che adesso presenterete soprattutto. Sicuramente si viene rivisto come dato. Tenga presente che i focolai possono avvenire dappertutto e il focolaio ci può cambiare, diciamo così, l'epidemiologia locale o regionale. Se per esempio, porto sempre la caserma Serena perché è andata molto bene, ma veramente bene, lì poteva scoppiare una bella bomba cambiando, e in realtà invece no, assolutamente, sono rimasti 2 positivi, tra l'altro che stanno bene. Ecco, perché forse le ricerche non erano arrivate ancora a questo punto, adesso abbiamo la risposta del perché non sia successo, però le volevo anche chiedere questo. Si parlava prima del clima, il caldo, è vero anche che in Brasile adesso è inverno, per cui però non in tutto il paese, però diciamo in una certa zona non è caldo o comunque è una tipologia di caldo umido diversa, forse freddo umido diversa dalla nostra pianura padana, che aveva forse, si diceva, inciso come Awana per questa similitudine di clima rispetto al nostro sud. Guardi, la verità è che poi ci sono, nei paesi arabi, ha visto che la temperatura è 45 gradi eppure sta andando su lo stesso. Bisogna avere l'onestà di dire, noi e voi e tutti insieme, che certe cose dobbiamo ancora capirle, le capiremo col tempo, però certe domande rimangono col punto di domanda. Il significato di fare queste cose, di andare a fondo, di prendere i dati, di fermarsi e di analizzarli, è proprio per venirne fuori da questa storia. E questo di fermarsi, perché ci è sembrato a noi, diciamo, persone comuni, diciamo, che non hanno la dimestichezza di questa scienza,
che ci sia stata soprattutto la corsa a dire le cose, no? A fare la voce alta, invece che fermarsi, come giustamente finalmente dice lei, e apprezziamo moltissimo sinceramente. Lei ha ragione, però vede, noi qua, e come dico, una cosa che mi rende orgoglioso è sedermi su questo tavolo dove sono passate persone che hanno dato delle notizie concrete, dei dati, e non sono andati oltre. Tenete presente che anche voi vi date da fare per stimolare, perché vengano fatte delle ipotesi, e noi dobbiamo essere molto attenti e continuare a tenere dura la posizione, come sto facendo io. Ok, grazie. Tocca alla Lanzano. Volevo chiederle, avete notizie dei focolai di cui ci parlano i colleghi che sono in Cina, se hanno, come qui in Veneto, questa caratteristica, cioè se sono diventati meno cattivi? Cioè vi state scambiando le informazioni anche come comunità scientifica internazionale? Perché se fosse così anche lì un virus meno cattivo ci preoccuperemmo meno dei nuovi focolai. Se invece al contrario fossero di nuovo cattivi, allora questo ci preoccupa di più. Ecco, questi dati per ora non li abbiamo. Tenga presente che il confronto è sempre a livello scientifico con le pubblicazioni, quindi lei tenga conto quello che sta accadendo e il tempo per pubblicare. In questo momento non abbiamo dati sufficienti per fare dei ragionamenti solidi. Tosato. Sì, allora io provo un po' a tirarla per la giacchetta, anzi per il camice, diciamo. Il professor Crisanti, proprio oggi, ma anche ieri, continua a dire che stiamo sbagliando, che i dati sono in discesa ma non si sono fermati, che di questo passo rischiamo molto in autunno. Al di là le divergenze ci stanno, per carità di valutazione, ma dal suo punto di vista, lei prima diceva all'80% la sequenza genetica del Covid è quella della SARS. La SARS è arrivata, ha fatto i danni che doveva fare e poi si è tolta dai piedi. Sotto lei è convinto che si toglierà dai piedi anche questo? Ce lo dica. No, non mi frega, non mi frega su questo, non mi tira per la giacchetta. Allora, io rimango sui dati, veramente, in maniera molto ferma rimango sui dati. Ragioneremo, le posso dire questo, che noi ci stiamo preparando per ottobre-novembre, come dice il Presidente, con l'artiglieria pesante, stiamo rafforzando le microbiologie, stiamo testando nuovi sistemi rapidi per la diagnostica, e addirittura vi posso dire che la prossima settimana noi faremo dei test addirittura sui sistemi che si chiamano multiplex, che contemporaneamente mi fanno il Covid-19 e tutte le altre influenze. Perché? Per me non Se non ci sono... Approfondiamola un attimo. Sì, la spieghi meglio questa cosa. No, il dottor Rigoli sta lavorando su un progetto importante che non possiamo anticipare. Oggi parliamo del virus. Guardate che la cosa che è presentata oggi è Made in Veneto, e significa che entriamo a ragionare in maniera qualitativa, non più quantitativa. Cioè la rete da pesca che buttavamo prima, la maglia fine tiravamo su tutto. Adesso siamo diventati i cacciatori di selezione con questo ragionamento. Allora, mi sono permesso di dire fermiamoci qua, perché è inutile che parliamo di un altro progetto che abbiamo. Ok, allora se non ci sono altre domande per il dottor Rigoli, che ringraziamo, è stato interessantissimo. Sono peggio di Covid-19. Potete buttarci. Non deve incarnarsene. Me ne vado via velocemente. No, stia qua. Il dottor Rigoli è fonte di tante sperimentazioni e avremo anche notizie, io spero anche buone, su questo fronte, quello della diagnostica. Però è giusto che non si anticipi, perché poi
non abbiamo mai creato aspettative su questo punto stampa, questo me lo dovete riconoscere, perché il dottor Rigoli questi dati li ha voluti vedere, rivedere, validare, sta raccogliendo ancora e ha deciso di venire a parlarne perché ne ha già 60.000 di tamponi, se ne avesse avuti 6.000 non sarebbe mai venuto qui. Ho già la mascherina. E comunque sì, rimane a disposizione per le televisioni, dottor Rigoli. Grazie ragazzi. Presidente? Al volo dai. Ad Avanzan per il Presidente. Adesso finalmente, Presidente, abbiamo la finestra approvata per le... Ma non la data? Esatto, quindi vi siete mossi per chiedere quando ci sarà? Cioè siamo sicuri ormai che è il 2021? No, io no. Cioè, siamo davanti a un governo che ci proponeva la finestra 6 luglio, vi ricordo. Scritta nero su bianco, concordato con il Ministro Lamorgese, in alternativa, allora, se volete vi do un resumé. La finestra originaria era quella 15 settembre, 15, se non ricordo male, 15 dicembre. Era quella storica, è quella storica. Poi ci hanno proposto e abbiamo negoziato, parlo sempre di conferenza delle regioni, 6 luglio, a partire da 6 luglio, con la possibilità per le regioni di fare la sessione estiva. Dopo ci hanno detto che potevamo ragionare sul 26 luglio, alla fine ci hanno portato al 6 settembre, poi ci hanno tolto il 6 settembre e il 13, ci hanno detto che si può dal 15, ma il 15 non è domenica, quindi si può dal 20. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. Però Presidente, scusi, il governo italiano le fissa per le amministrative. Non fa l'election day, il nostro problema è l'election day, perché votare in Veneto costa circa 14 milioni di euro. Capite che io potrei con tranquillità, già in questo istante, convocare la data delle elezioni per il 20, perché è la prima data utile e secondo me l'unica data possibile. Se il governo mi convoca l'election day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'election day, perché vi ricordo che l'election day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum, quindi non sarà solo un election day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un election day per tutti i comuni e per tutti i cittadini, perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'election day sia il 20, ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. Dico che se ci mettessero un election day in pieno inverno, a quel punto però chiedere ai cittadini di andare a votare 2 domeniche successive di seguito, perché poi c'è anche il ballottaggio, vi ricordo, quindi sarebbero 3 domeniche se ci fosse uno sfasamento tra la nostra votazione e l'election day. Esatto. Io avevo qualche dettaglio da chiedere. Sui test? No. Sul ballo di coppia. Non ho capito. Non ho capito. Tosato come domanda il ballo delle coppie. Sì, non ho capito. Ma vai a ballare? Con chi? Sei ballerino? Una volta diciamo. Da chi è arrivato via libera il ballo di coppia? Non ho capito questo. Dal Dipartimento della Prevenzione, dalla dottoressa Russo. Va bene. Nel senso che è un'interpretazione che diamo e oggettivamente, se ci pensate anche di buon senso, il congiunto è congiunto nella vita, perché non lo può essere durante il ballo di coppia, non so, il ballo liscio, no? Cioè, penso è una roba tranquilla. Mi sfugge come si potrà controllare. Cioè, sarà la verifica del congiunto. Ecco, invece una cosa, mi segnalano questo, intanto un'indicazione forse per l'assessore Lanzarin, e segnalano problemi persistenti nelle commissioni mediche per le patenti a livello provinciale. Ce ne sono tantissime bloccate. Grazie di avercelo detto, che qui non è arrivata nessuna segnalazione. Ecco, no, diverse mail dicono che ci sono tantissime pratiche bloccate, c'è un numero di telefono solo che ovviamente è bombardato, ma ecco, commissioni mediche provinciali questo. Grazie, è l'esito ovviamente del lockdown sanitario, perché quelle erano attività che non si facevano. Immagino. Poi una domanda che riguarda proprio insomma, le mascherine. Lei da 4 mesi ci invita a non dismettere la mascherina
forse una tirata d'orecchie andrebbe fatta al sindaco di Treviso, che oggi abbiamo visto immerso tra i bambini, tra selfie, senza mascherine, magari se capita, per dare buon esempio. Io non ho visto i selfie, non ho visto niente. Ci sono. Non posso commentare robe che non ho visto. Ha visto ieri Crozza? Piaciuto? Sì. No, ho visto stamattina, non ho visto la TV, ho visto stamattina. Piaciuto? C'è ancora da lavorare sull'accento. Però insomma ne viene fuori questa realtà veneta della quale non si parlava mai prima nelle TV nazionali. Come si dice? Tutto quello che non strozza ingrassa. Massimo Zennaro. Cioè noi abbiamo sempre l'autonomia in piedi, spero che invece faccia uno sketch sull'autonomia, così rinfreschiamo la Costituzione anche a chi non crede all'autonomia. Presidente, io chiedevo invece, a valle di quanto detto dal professor Rigoli, è pensabile in che tempi secondo lei una modifica a tutte le mascherine, per dire all'utilizzo dei dispositivi di protezione e al trasporto pubblico? Sto pensando a una serie di cose che sono non bloccate ma non funzionano come funzionavano prima. Ecco, questa ricerca avrà effetti secondo lei in che tempi? Elevatissimi, guardate, il dottor Rigoli oggi porta all'esito di una ricerca, un esito iniziale che però è assolutamente un ottimo campione, 60.000 tamponi, porta un risultato che qualora fosse validato, il fatto che il dottor Rigoli vi parli di un network nazionale dei microbiologi e dei virologi, vi parli di Spallanzani, vi parli insomma delle persone più autorevoli che ci sono rispetto a questi temi, va a dimostrare che poi se fosse validato ci sarebbe inevitabilmente una ricaduta. Abbiamo capito che ci sono dei positivi che non sono positivi, che potrebbero non essere positivi, contagiosi. Cioè, sto pensando al messaggio che oggi da questa conferenza. Sì, ma adesso ci arrivavo. Immagino che cosa succede fuori quando arriva questa notizia qua. Ma è una notizia che ci dice che c'è un contingente di positivi che sono pericolosi, ma ce ne sono alcuni che sono stati annoverati come pericolosi che probabilmente avevano solo pezzi di virus, come vi ho detto, no? Non erano auto ma erano delle portiere dimenticate dal virus. E dico che le ricadute, allora, dottor Rigoli a mio avviso ha detto, c'è stato un passaggio che vorrei sottolineare, dice, noi stiamo imparando giorno dopo giorno. È ovvio che se avessimo saputo tutte queste robe prima che fosse arrivato il virus, è inevitabile che avremmo anche sotto il profilo del piano di sanità pubblica avuto altri atteggiamenti. Osservate che senso ha fare i tamponi e l'isolamento per uno che ha pezzi di virus e che ha oltre 27 cicli di amplificazione per trovargli un minimo di fluorescenza. Capite che vuol dire fare star meno gente a casa, vuol dire far utilizzare meno dispositivi, c'è tutto un tema e saranno i temi che affronteremo. Rispetto alle mascherine, io direi che cioè, il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta spolverando, non so, c'è qualcuno con un compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Una volta si andava anche in due in cabina telefonica a fare una telefonata, oggi se ci fosse la cabina telefonica uno e basta, o congiunti. No, per dire che la mascherina ovvio che non diventerà obbligatoria a vita, però utilizziamola nei luoghi dove c'è assembramento, nei locali chiusi, è un fatto anche di segno di rispetto nei confronti degli altri. Guardate, qui arrivano un sacco di mail, questo ve le posso anche far vedere, di tanti cittadini che rivendicano il fatto che siano rispettate le regole e non mi vengono a dire guarda in spiaggia non c'è una mascherina o in passeggiata. Guarda, io vado al supermercato, desidero che tutti abbiano la mascherina, è un fatto igienico oltre che di coronavirus, e sono in coda davanti che so rivenditori di frutta e verdura, desidero che ci sia la mascherina. Penso che sia un fatto anche di rispetto, no? Verso se stessi ma soprattutto verso gli altri.
Marchero. Sì, Presidente, buongiorno, Ciao. mi scusi. No, solo una domanda, cambiando argomento, in questo momento c'è un campione ricoverato in gravi condizioni, Alex Zanardi. Che io conosco, fra l'altro. Lo so. Un in bocca al lupo. Poi chi ha conosciuto Zanardi sa benissimo che è una persona di un'energia e fra l'altro di un sorriso contagioso, contagiosissimo, sempre positivo, di un'energia estrema, cioè considerate cosa è riuscito a fare dopo i tragici eventi che lo hanno visto coinvolto, per i quali ha perso gli arti. E, insomma, lui è il testimone della positività, della solarità. E infatti ieri quando ho visto la notizia ho detto, spero veramente che ce la faccia. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi, che per chi lo ha conosciuto direttamente e chi magari lo ha visto in TV, perché poi è anche un personaggio famoso dal punto di vista televisivo. L'ultima volta l'ho incontrato se non ricordo male, alla consegna delle stelle al merito sportivo al CONI, e allora l'ho incontrato l'ultima volta. Lui è un atleta, purtroppo è stato tragico questo incidente. Capiremo meglio cosa è accaduto, perché ho visto che adesso c'è anche un'inchiesta, c'è la procura che ha aperto un fascicolo, però tanto dobbiamo pensare e sperare che ce la faccia. Bene, se non ci sono... Grazie ragazzi, grazie.